Al via la collaborazione tra l'azienda di Cimino Alta Moda di Porto Empedocle e le giovani stiliste marchigiane sorelle Feleppa, venute per l'occasione a inaugurare il proprio corner e presentato la nuova collezione Primavera-Estate 2019. Abiti, calzature, accessori, un'esperienza, quella delle giovani sorelle Feleppa, Francesca e Veronica, che trae ispirazione dalle sorelle Fontana, un duo fashion complementare, inscindibile, dal cui estro nascono creazioni di tendenza uniche, dall'impronta riconoscibile e distintiva, tutto rigorosamente made in Italy. Siamo qui perché presentiamo una collezione estiva Spring Summer, qui proprio da Cimino, una nuova collezione che è molto colorata, molto estiva, briosa, e quindi siamo venuti qui per presentarla. Come si caratterizza la vostra produzione? È una collezione molto colorata, frizzante, con parecchi tessuti particolari, plissé, voile. Esclusivamente made in Italy, questo ci teniamo a precisarlo. Quindi molto colorata, come dicevo prima, abbiamo utilizzato molti voile, tessuti anche plissé, dicevo, le nostre sono le gonne a ruota dei 5 metri sui nostri capi, ecco, gira tutto un po' sul mondo a ruota. Ecco, parliamo anche della vostra storia, voi siete giovani ma avete una storia alle spalle, quale? Allora, noi abbiamo iniziato all'età di 14 anni, quindi siamo andati a bussare alle porte delle sartorie per imparare proprio questo mestiere e toccarlo con mano. Abbiamo fatto anche altri studi proprio specifici per la moda, e alla fine abbiamo deciso poi di lanciarci insieme per questo sogno che avevamo di aprire il nostro brand, insomma. La vostra è un'azienda marchigiana? Sì, marchigiana, è 6 anni che è nata e insomma si sta adesso espandendo anche all'estero e siamo molto contenti di questi risultati. Ecco, chi è la donna che usufruisce dei vostri preziosi abiti? Ma in realtà, la donna ideale, ecco, mi riferisco. Dico. In realtà non c'è un target di età, ma è la donna che vuole vestire questo gusto un po' frizzante, femminile, attenti al particolare, al dettaglio, è quello lo stile che la donna vuole portare. Avete scelto questa azienda qui, come mai? Perché è uno dei nostri rivenditori ufficiali del brand e quindi è appunto fidelizzata a noi, e appunto oggi siamo venuti qua a presentarla, a dare consigli anche alle ragazze, e siamo qui oggi. Siete venuti un po' a fidelizzare anche il cliente? Certo, sicuramente, quindi anche con la presenza proprio delle stiliste, perché no, dargli anche dei consigli personalmente. Come valutate il trend moda oggi in Italia, in particolare la sua diffusione, la sua presenza nel mondo? Diciamo che la moda italiana si fa sentire e noi siamo contenti di farne parte, e penso che ci stiamo insomma facendo sentire e siamo contenti. La vostra non è solo moda, voi avete anche accessori? Sì, abbiamo iniziato quest'anno con delle capsule, sia per quanto riguarda accessori di borse, ma anche capsule di appunto scarpe, delle décolleté, delle cose attenti alle nuance della collezione, quindi abbinate. Quindi ecco, per chiudere, un consiglio che date ai vostri clienti, quale? Ma un nostro consiglio è quello di cercare sempre l'abito che li rispecchia dentro, che le faccia sentire proprio delle principesse, è un po' il nostro obiettivo, quello che ci poniamo sempre ad ogni collezione. Un bel pomeriggio, dai, diciamo molto all'inizio. Stiamo vedendo un po' di motivare anche la moda delle ragazze che sono molto bravi, e noi ci devono da fare tanto. Mi piace come abbiamo organizzato? Molto, molto, è un pomeriggio all'insegna proprio della moda vera, made in Italy. Ed è importante. Soprattutto il made in Italy. Made in Italy. Sì, questo è bello specificarlo, sì.